Quella dell'autonomia differenziata, che ancora non c'è, una delle pagine più vergognose della storia repubblicana. Sottolineo repubblicana perché in questo caso la democrazia, il cosiddetto popolo sovrano e la Costituzione vengono volgarmente calpestati da chi ha una sola e unica preoccupazione, non quella di proteggere i cittadini da presunte ingiustizie e discriminazione, come insinua chi parla per esempio di secessione dei ricchi, ma quella di perdere potere, prebende e privilegi. Tanto è vero che non è la popolazione del Sud a temere l'autonomia, ma le solite caste, le solite lobby, le solite consorterie dei politicanti e dei corrotti. Pensate, sono passati 580 giorni da quel 22 ottobre 2017 che vide 5 milioni tra veneti e lombardi correre alle urne per il referendum. E da allora è iniziata la farsa degli annunci, dei tira e molla, dei preaccordi, dei rinvio, dei distinguo, delle date storiche fissate e posticipate, del vedremo e del faremo. Il Presidente del Consiglio Conte e il Vice Premier Di Maio a parole dicono di volere l'autonomia, ma in realtà non muovono un dito. Lo stesso Salvini ormai sembra preferire la lotta alla cannabis alla pressante richiesta di libertà del Nord. Una presa per i fondelli bella e buona, una scandalosa mancanza di rispetto non solo nei confronti del ministro Erika Stefani, ma di una intera comunità. Ora la pazienza è finita, la misura è colma. Il ministro Fontana, Lorenzo Fontana, ai nostri microfoni pochi giorni fa aveva minacciato le dimissioni nel caso l'autonomia non fosse arrivata subito. E alla ministra Stefani, comprensibilmente indignata dal silenzio assordante che la circonda e dall'immobilismo dei parlamentari veneti che, ricorderete, avevano anche firmato un patto per lottare per l'autonomia negli studi di Focus, abbiamo suggerito di andarsene sbattendo la porta, se non altro per una questione di dignità personale. Tutti i fautori dell'autonomia tradita oggi hanno una splendida occasione, una splendida opportunità di mostrare di essere uomini e non mezzi uomini e nemmeno ominicchi. Tirino fuori gli attributi questi signori, tirino fuori gli attributi e come minimo battano un colpo, alzino la testa, alzino la voce, non dopo il voto del 26 maggio che sarebbe troppo comodo, sapendo che il governo dei Dioscuri potrebbe cadere, ma subito, adesso, immediatamente, dimostrino di avere veramente a cuore l'autonomia e gli interessi dei veneti e non le poltrone che si stanno limitando a scaldare.